con noi è il cardinale Arrigo Miglio, che sta tenendo in questi giorni un corso di esercizi spirituali per sacerdoti. Il cardinale Miglio è piemontese, ha una lunga esperienza, è stato vescovo ad Iglesias, a Cagliari, ad Ivrea, è originario di Ivrea dove è stato vicario generale insieme al vescovo Bettazzi. Due esperienze in particolare nella sua vita: è stato a lungo assistente nazionale della GESCI, degli Scout, e poi presidente del comitato delle settimane sociali. E dal 2022 è cardinale, è stato creato cardinale da Papa Francesco. Cardinal Miglio, lei sta tenendo appunto gli esercizi qui a Vittorio Veneto. Io partirei con una sua prima impressione di Vittorio. Sono intanto perché sono qui, voglio dire grazie al vescovo Riccardo che ho conosciuto a Roma al Collegio Capranica per l'invito che lui mi ha fatto già molto tempo fa a venire per questi esercizi. Sono venuto volentieri perché credo che sia importante ed è anche bello parlare ai sacerdoti. E anche per la location, perché appunto penso di essere passato una volta rapidamente da Vittorio Veneto, ma praticamente non conosco nulla, e quindi ho scoperto questa residenza vescovile che è unica nel suo genere. Non so se c'è qualche altro episcopio in Italia con una location simile, il castello sotto la città. E poi nell'aria si respira Papa Luciani. Qui c'è poco da fare, venire a Vittorio Veneto vuol dire respirare, ricordare la sua prima sede vescovile, il suo primo impegno, e quindi anche, come dire, il tono ancora giovane, vivace, di Albino Luciani, che poi abbiamo conosciuto nelle situazioni successive. Sto tenendo questo corso di esercizi, ho scelto come tema la figura di Mosè. È un tema che era anche molto caro al cardinale Martini. E ho visto anche in altre occasioni, è un filo conduttore molto utile, perché il cammino di Mosè, la storia di Mosè, a parte che Gesù nel Vangelo che ci dice di imparare a conoscere Mosè per conoscere lui, ma attraverso tutte le sue tappe mi pare che ci apra delle prospettive interessanti, soprattutto per il momento storico di oggi, che è veramente un momento di esodo. A proposito di questo momento di esodo, lei ha partecipato di recente al primo concistoro promosso da Papa Leone. Come sta costruendo Papa Leone la Chiesa? Quale idea di Chiesa ha Papa Leone? Ma lo abbiamo visto durante i 2 giorni del concistoro. Papa Leone è rimasto dal primo momento all'ultimo in mezzo a noi, partecipando, ascoltando, invitandoci a lavorare ed ascoltarci reciprocamente nell'impegno di gruppi, tipo i tavoli sinodali. Mi pare che si intravede una Chiesa dove dobbiamo imparare ad ascoltarci. Lui è molto in ascolto e ha dimostrato grande voglia di ascoltare, ma ha chiesto anche a noi di parlarci e di ascoltarci. Mi pare che al momento il verbo che ci dice in quale tipo di Chiesa dobbiamo camminare, una Chiesa dove ci si ascolta, e poi ovviamente anche si ascolta anche gli altri, ma imparando da noi ad ascoltarci. Ecco, lei è stato uno stretto collaboratore, anche un amico di Monsignor Bettazzi, un promotore di pace dei nostri tempi. E poi è stato, abbiamo detto inizialmente, alla guida del Comitato per le settimane sociali. Siamo in un tempo di rincorsa agli armamenti. Una sua valutazione e un suo pensiero su cosa i cristiani dovrebbero fare oggi
in tema di rincorsa degli armamenti? Ma intanto, premesso che il tema della pace si dimostra sempre più fondamentale e costitutivo anche di un impegno cristiano, direi che abbiamo da una parte una serie di iniziative di gruppi particolari, ecco, che si impegnano per tenere vivo il tema della pace o per opporsi alle violenze, alle guerre, ma mi pare altrettanto importante, se non di più, che tutti lavoriamo per far crescere una cultura della pace, perché i vari gruppi di impegno per la pace, pacifismi, eccetera, coinvolgono un certo numero di persone. Una cultura della pace che contrasti le ideologie violente che sembravano morte ma stanno rinascendo alla grande, proprio un po' come i mostri dell'Apocalisse, ecco, che sembravano colpiti, decapitati e invece rispuntano. Una cultura della pace in cui e qui dobbiamo ripartire almeno da Giovanni XXIII, ecco, è fuori dalla ragione pensare di risolvere dei problemi con la guerra. Alienum ratione, mi pare che dica la Pacem in Terris. Ecco, e quindi imparare a tutti i livelli di cultura, di istruzione, di educazione a ragionare, ecco, su cosa significa camminare sulla strada degli armamenti che poi vanno a finire nella guerra, o camminare invece sulla strada della pace, che è la strada della riconciliazione, dell'ascolto e anche del sacrificio personale. Ecco, concluderei con un messaggio per gli scout di Vittorio Veneto. Lei è stato a lungo scout, ci ha raccontato prima in un'intervista che abbiamo fatto con Don Alessio per il giornale, l'entusiasmo, ci ha trasmesso l'entusiasmo, il suo entusiasmo per l'esperienza scout, quindi proprio una battuta finale per gli scout di Vittorio Veneto. Agli scout bisogna anzitutto dire buona strada, e dunque l'invito a continuare a camminare. C'è una lunga tradizione, ma le tradizioni stanno sempre un po' alle spalle, bisogna anche guardare avanti, ecco, e aprirsi sempre di più alla situazione dei ragazzi, dei giovani. Questo lo dico soprattutto per i capi, ecco, non c'è bisogno che io lo dica ai capi scout, ma la fiducia nei ragazzi e nei giovani, lo diceva già BP, ask the boy, chiedelo a lui, chiedelo ai ragazzi. Bene, ringraziamo il Cardinal Miglio per la disponibilità e buoni esercizi, allora buona continuazione. Grazie.